Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica Un aiuto per loro e questa sera abbiamo pensato bene, dato che ultimamente praticamente abbiamo intervistato il signor Mario Bullone, questa sera di reintervistarlo e farci raccontare effettivamente come che praticamente lui si trova ridotto in questo stato. Buonasera signor Bullone. Buonasera. Allora, mi dica signor Bullone, diciamo la sua vita, parlando della sua vita, come mai lei praticamente fa questa vita? Sa perché ho fatto questa vita io? Che ho più problemi con la famiglia, però ho fatto 35 anni di lavoro sulle pescaresse, pesce mozzo, marinaio, cuoco e gli ultimi 20 anni del nostro uomo. Lei praticamente quanti anni ha? Io sono il 47, il 21 febbraio. Lei ha praticamente 60 anni. Ecco, ho fatto ora 60 anni, però ho fatto più di 40 anni a mare. Che come cioè, la maggior parte della sua vita praticamente lei l'ha fatta lavorando. Ah, attraversare il mare io, la mia vita, mi riposo. Quanto tempo è che lei si trova in queste condizioni? Di 5-6 mesi che. Quindi lei praticamente un anno fa era una persona normale come tutti? Sì, lavorava, era a posto. Quindi da 5-6 mesi è cambiata totalmente la sua vita? Di 5-6 mesi ne svuotato. La casa ce l'hai ancora. Abbiamo una bella macchina. A prendere va bene. Lei ha figli, signor Bullone? 2. Maschio o femmina? Un maschio e una femmina. Un maschio e una femmina. Sono grandi? Sì, la femmina è sposata. Il maschio ha fatto il militare. E sono di Mazara tutti e due? Sì, sì. Di Mazara. Vivono, diciamo... La mia figlia è sposata, vive. E il maschio abita di mia suocera. Mentre la sua ex moglie, diciamo, è per i fatti suoi? Mia moglie per i fatti suoi è fuori con mia figlia. E insomma, si smantella tutte cose. Ma lei praticamente a che cosa può essere dovuto questo suo cambiamento? Che ha per problemi la famiglia. Problemi praticamente con sua moglie? Ecco. Si è lasciato con sua moglie praticamente? Ha per problemi la famiglia e dopo... E si è trascurato? Mi ha trascurato. Non c'aveva più. E carriera sta a Bozzone. Ma ho fatto una vita di lavoro io. Non mi riposo pizza. Ma scusate che... No, non si preoccupi. Non mi riposo è stato questo. Perché dice una vita male. L'ultimo 20 anni le capopisca e cose. Ah, per me va bene. Ma lei, scusi, ma lei si rende conto che questa non è una strada che porta... È sbagliata. È una strada sbagliata. Io già lo capisco. È una strada sbagliata. A volte lo sa perché mi porite, lo sa perché mancata la volta un po' di vino. Che la sera a volte me ne vengo qua. Mi bevo il vino, me lo scaldo per andicchia e mi scordo le cose. Dice, cioè beve per dimenticare praticamente? Sì, dice ma perché tu lo bevi? Non lo sa che fa male. Dico stesso mi fa male. Ce lo fido per scordarmi le cose. Maglionna. Come passa il tempo nelle giornate, signor Bullone? Io la passo la giornata certe volte vado dell'amici miei, ma mi alzano a Dio, ma mi trattano bene, a volte mangiamo già, certe serate ne veniamo qua, alle volte pigliamo un po' di pesce e ci andiamo a arrostare sotto il ponte, precisamente. E alle volte dorme pure là? Sì, per evitare che non è che uno ha venduto pesce, va bene qua. Certo. Si va sotto il ponte, si siede, c'è le tavole, cose.
Praticamente la sua vita la passa la maggior parte del tempo in solitudine. Precisamente, per combattere, perché anche la Marina c'è tante persone, le preparo sono tutte buone, di parlare, però sono una gente malvagia. Ci sono molte gente malvagia, lo sappiamo. Quando sei dalla Marina, parlato con certi cristiani, camminato con chiesa, fanno roce, appena uno si gira la vanno a camminare con me. Sempre camminare, Certo. quando è ciuccio, Cioè fanno finta di essere suoi amici e poi e dopo se ce la vanno a camminare ce la combinano. esatto, si comportano male lo stesso. Male. C'è l'unica cosa, Non dare confidenza a nessuno. non dare convenienza, anzi parlano. Quindi per questa esperienza, lei praticamente per questa brutta esperienza che ha passato, e praticamente Io mi devo chiedere, ho fatto 35 anni da mare, cristiani ne praticavo, tunnesine, mazzarese, tutto faceva, prima fece il mozzo, il marinaio. Il cuoco è gli ultimi 20 anni di capopesca, che comandava 8-10 persone. E la gente ruce, appena ne giravamo ne capodarò la pugnalata. Esatto. Perciò là e qua in Sicilia, di Mazzara, No, di Trapani. di Trapani, e qua deve stare sempre Certo. così, sì, però si deve decidere Logico. con la sua testa. Certo. Va bene, così, sempre sì, e dopo, quando le cose non ci piacciono, Esatto. se ne va perché qua la gente è malvagia. È malvagio, lo sappiamo. Purtroppo sì. Lo sapete perché ce lo dico io, parlo così, che ho fatto una vita nel mare, praticavo a mazzarese, tunnesine, africane, e qua in Sicilia la gente è malvagia. Pensa solo a far del male. Sempre, sì, Esatto. però dirigitevi con la vostra testa. Esatto. Quando le cose non mi piacciono, sì, devo andare all'ora, cosa ora vengo, a che l'ha visto. Ascolti, signor Bullone, le voglio fare una domanda. Le piacerebbe ritornare con i suoi familiari, ritornare ad essere unito? Mi piacerebbe se la moglie si comportasse più, ma se è cattiva. Lei praticamente la motivazione è stata sua moglie che l'ha ridotta così. Le ha mancato di rispetto? C'aveva un'avvenuta, mi deve vedere. Stavamo tutto il giorno lì, non parlava. Quando era l'orario che avevamo a mangiare, appena cominciava ad impiattare, alla radio non c'era a che fare. Supporto sogni, supporto domani, dopo non si fa più. Certo.
Chissà poi la... Dopo... Mi dica, sua moglie lo sa che in condizione vive lei? Se lo sa tutte cose, sa. Ha tentato diverse volte di venire a convincerla a cambiare vita? No, ma mi ha scritto di andare di mia suocera oppure dice non ci posso combattere, ascolta, vaffanculo cammina. Poi ognuno se muore uno si rassegna l'amore, Certo. e lo marito. Non ci posso ricciare. Ma lei praticamente facendo questa vita, cioè, che obiettivo spera di raggiungere? No, lo so che è una vita più malandata, e siccome sogno solo E si lascia andare così? e mi lascio andare così. Vabbè, anch'io vado alla marina, voglio dire, a lavorare sul peschereccio, piccolo mi ci può mettere. Certo. Anche hai bisogno di dormire, vai. Cioè praticamente è una sua scelta che lei vuole vivere? Se, è così. È una sua scelta. Se, Però diciamo le persone hanno tentato di aiutarla. sì, sì. Ce ne sono state persone che hanno aiutato. Ah, voglio abbastanza. Solo che lei si sente così giù di morale, depresso, e allora si contenta a vivere così diciamo, e stare con i suoi pensieri. Alle volte mi chiamano per lavorare perché io saccio le reti, le cose. Mi chiamano per lavorare e ci vai un giorno, 2 giorni di lavoro, mi pagano abbastanza bene, mangio, bevo, riposo già, non mi disturba nessuno, perché oggi come oggi non sa più nessuno, la gioventù, di fare le reti, le cose. No, mi chiamano spesso. Ora, Quindi le voglio dire un'altra cosa, scusi, se l'autorità locale oppure non so qualche altra persona la vorrebbero aiutare a cambiare vita, lei sarebbe disposto a cambiare? secondo l'attività di quello che è, sono disposto pure a cambiare. E ho fatto una vita da mare, pensa anche di essere in terra. Lei praticamente la casa ce l'ha qui a Mazara, Sì. solo che non ci va a dormire. Io c'ho una bella casa, che tu mi conosci, c'è via una bella macchina, un 1501 Siming, un macchinone, Sì. e l'ho tenuta abbastanza. Che tu mi conosci, ora mi vedi così. C'è Maria, e che ho barboni, che chissà. Ma io ho lavorato una vita. Mi dica, se posso farle questa domanda, qual è stato proprio il motivo che lei praticamente è ridotto così? Cioè lei ha detto è stata sua moglie, ma proprio il motivo? Il motivo perché mia moglie, non spiego io a dir bugie mio figlio, era un tipo, stava ninja, non ballava. Quando è che andiamo a mangiare, appena cominciava agli ingreppiati alla radio non c'era a che fare. Sopportazioni, sopporta domani. E vi siete lasciati? Dopo non si va più. Ma lei dopo che praticamente si è lasciato con sua moglie ha tentato di riconciliarsi, di farci pace? No, perché se n'è andato fuori con mia figlia. Cioè sua moglie praticamente ha lasciato perdere e se n'è andata, l'ha Se n'è lasciato. andato. E lei praticamente si è ritrovato solo? Solo. Perché abito con mia figlia, sta bene, c'ha la casa, mangia, beve già, capace che se ne va a lavorare, insomma. Che era, non che stava male, la madre va sempre in cerca delle figlie, Certo. già c'aveva le figlie, sposate, io già pure capace che lavora, insomma sta più... Certo. Mi dica signor Bullone, un'altra domanda. I suoi figli? Sono un mascolo e a Mazara. E il maschio lo sa in che condizione vive lei? È È venuto a trovarlo? No, abita di mia suocera. Non è venuto mai a trovarlo? Sì, qualche volta è venuto, però E che ne pensa? niente, mi dice, ma per quando ne va a trovare alla mamma?
non ci posso combattere, gli altri fare, ma va a scusare. No, no, non si può. Non ci posso combattere, gli altri fare, Vabbè, ma lei non è che può fare una vita sempre così. Cioè, la deve capire, signor Bullone, se lei non accetta di essere aiutato, il suo destino sarà sempre così. Lo so che fuori non si può fare una vita a stare fuori, molto lo freddo, malo combinato. È una vita brutta, la sera si sente freddo e lo capisce. Dice un capo, perché a volte sa perché bevono vino, Per dimenticare. Per dimenticare e per riscaldare un poco. Che tu... C'è qualcuno magari che l'aiuta offrendole, non so, no, sempre c'è, qualcosa? No, ce l'ha l'amici, mi portano a casa, anche di mangiare, a mentre compriamo... Però lei deve reagire, signor Bullone, non si deve fermare qui. Sì, perché questo, come si sa, non è una strada che può spuntare. Non spunta perché la persona reagisce, carattere sabozzone. Lei deve reagire. Io lo capisco. Deve prendere coraggio e reagire e cambiare. Alle volte non sape perché sogno la sera qua fuori e mi compro il vino, cos'è, lo corpo per riscaldare un poco. A mentre mi fumo la sigaretta, insomma, sì. Mi ripiglio, diciamo che non sa e fa male, lo sa e fa male. E come si sta una nottata molto lo fido, dicevo, chissà che fa, ti riscalda, ti scorda le cose, insomma. Certo. Dice, chi gioco non capisce, dice, non sa e fa male, perché non sa e mi fa male. Va bene. Purtroppo. Amici telespettatori, abbiamo sentito la storia del signor Bullone, è una storia triste. Triste perché come lui, come ripeto, ci sono altre persone situate nel suo stesso praticamente problema. Per cui, amici telespettatori, il signor Bullone ha detto se ci sarà qualcuno che vorrà aiutarlo, lui è disposto ad accettare l'aiuto. Ha detto questo, signor Bullone? Sì, sì. Quindi se fra di voi c'è qualcuno che vuole aiutare il signor Bullone, lei ce lo promette, signor Bullone, che se c'è qualcuno che lo vuole aiutare, lei accetterà l'aiuto? Sì, e cambierà vita soprattutto. Non ci mancasse altro. Va bene. Ce la fa questa promessa a noi? Ti giuro, ma che scherzi. Mi deve credere. Quindi se ci sarà qualcuno che avrà intenzione di aiutarla, lei accetterà l'aiuto? Accetto. E cambierà vita soprattutto. E cambio la vita e mi riprendo pure. Lo faccia anche, soprattutto per lei stesso, per una, come dire, per avere una forza di volontà maggiore. Una forza di volontà di rivegliare. Un orgoglio soprattutto. Un orgoglio, Dice, ora mi deve scusare una parola. Dice, ma perché ti vive per dire lo vino? Lo sa perché io dormo fuori. Lo freddo e pure per scordarmi le cose. Dice, quando lo sa che ti fa male, lo sa che mi fa male, perché tu lo vedi, perché la sera qua si congela, stare in mezzo a un'ottata fuori, si diventa così. Lo vino mi riscalda anticchia, a mentre mi fumo una sigaretta, a mentre sa che sono mi accatto qualcosa da mangiare, insomma. Certo. Mi ripiglio. Però non è che non lo capisco che lo vino mi fa male. Certo. Perché parlo con certe cristiane, dice, a me lo vino male mi fa. Vedi che l'alcolico brucia l'intestino, ti mnaga, diventa scemonito, non capisce più niente. Certo. Va bene, signor Bullone. C'è chi non lo capiscono, ma che lo vino male mi fa, no, ti rimborsa la schiena. Certo. Mi fa questa bozzone. Io le raccomando di questa promessa che ci ha fatto, che se ci sarà qualcuno che vorrà aiutarla, lei accetterà l'aiuto e cercherà di cambiare. Sì. Okay? E di diventare una persona come tutte le altre. Come era prima di
perché se lei mi conosceva niente, quando lavorava male, dice Maria mia, è che è un cadito sto cristiano. Ora per me è che a testa buzzone. Va bene. Ok, amici telespettatori, come ripeto abbiamo sentito la storia del signor Bullone, Mario Bullone. Ripeto, se fra di voi c'è qualcuno che ha intenzione di aiutare il signor Bullone, può venire tranquillamente a cercarlo perché lui accetterà l'aiuto. Ok? Accetto io. Per la rubrica del Un aiuto per loro, Alberto vi saluta e insieme al signor Bullone, vi saluto. Ciao amici.